Rieccoci qua, cari telespettatori. Allora, entriamo nel vivo della nostra trasmissione. Vi presento i nostri esperti, i nostri ospiti. Collegato con noi è Alberto Tosofei, grazie di essere qui con noi, di dedicarci del tempo, scrittore, narratore, giornalista, espertissimo di Venezia e dintorni. Ben arrivato. Ciao, grazie a tutti, grazie Elena. Grazie. E qui con noi in studio abbiamo la dottoressa Daisy Marangon, storica epigrafista. Grazie anche a lei di essere qui con noi, di dedicarci appunto del tempo prezioso perché siete impegnatissimi. E allora entriamo subito. Perché siete così impegnati, Alberto Tosofei? Cos'è questo momento particolare? Non che si differenzi da altri, però diciamo che entriamo nel caldo di certe iniziative. Abbiamo concluso da poche ore, letteralmente, un festival, la seconda edizione di un festival che a Venezia, ma quest'anno non solo a Venezia come vedremo, si è dedicato di graffiti storici, della valorizzazione di graffiti storici, all'interno di un progetto più vasto di storia pubblica, di public history, che parte dalla pubblicazione in realtà di 2 volumi. Il festival si chiama Urbs Scripta, Festival dei Graffiti di Venezia, e i libri sono uno, I Graffiti di Venezia, che è uscito nel 2022, e il secondo, Venezia Urbs Scripta, che è uscito lo scorso anno, nel 2023. Sono dei libri che nascono anch'essi dopo anni di ricerca sui graffiti storici veneziani. Io e Daisy ci abbiamo messo circa 5 anni. Mamma mia, quanto! Sì, insomma, è stato un tempo lungo, speso in giro per la città. Abbiamo completamente mappato la città e le isole, tutto lo spazio pubblico percorribile, porta per porta, finestra per finestra, colonna per colonna, è stato passato al vaglio dei nostri occhi alla ricerca appunto di segni storici. Ne abbiamo trovati più di 6.000 di leggibili, cioè di segni che comunque sono intellegibili e che hanno qualcosa da raccontare, che abbiano qualcosa e da raccontare hanno molto, come vedremo. E poi siamo entrati nei luoghi topici della città, la Basilica di San Marco, Palazzo Ducale, l'Arsenale, proprio alla ricerca appunto di questi segni, che sono stati mappati, fotografati, studiati e descritti nei volumi. Dai libri nasce l'idea del festival. L'idea è di Daisy, io mi ci sono gettato a capofitto perché la trovo entusiasmante. L'anno scorso la prima edizione e quest'anno appunto nel 2024 la seconda edizione di Venezia Urbs Scripta. Mi fermo un attimo e poi raccontiamo magari cosa abbiamo fatto. Assolutamente sì. L'idea è di organizzare addirittura un festival, quindi che è celebrazione ma anche divulgazione, perché la cosa importante è far capire che si può conoscere una città particolarissima come Venezia, ma questo potrebbe essere lo spunto anche per altre città, sotto un profilo diverso, molto più popolare o anche non popolare, poi capiremo insieme, ma anche originale. Assolutamente, perché in realtà i graffiti storici in generale, sono una fonte riscoperta in anni recentissimi dagli studiosi all'interno dell'Accademia, all'interno dell'università, e quindi secondo noi valeva davvero la pena portarli fuori da lì e renderli pop, renderli accessibili a tutti. Io interrompo un attimo perché dopo è scontato cose che in realtà non sono così, quindi scusatemi, graffiti, cosa sono? Cosa sono i graffiti? Il premesso, magari certi ci sentono e dicono ma che cosa stiamo parlando? Uno pensa alle cose nelle caverne, no? Esatto, questo è interessantissimo, pensa alle cose nelle caverne o pensa a qualche ragazzino incappucciato con lo spray in mano che fa i treni sostanzialmente. I graffiti sono tutto questo e anche altro. Il termine graffiti a noi piace tantissimo, è un termine inclusivo per quanto assolutamente scivoloso, perché più tu cerchi di tracciare dei limiti, dei confini su questo significato e meno ce la fai, perché vuol dire tutto e vuol dire niente, e a noi piace proprio per questo. L'abbiamo utilizzato
utilizzato per il titolo del nostro libro, I graffiti di Venezia, però attenzione perché compare in un sacco di titoli anche di altri progetti internazionali che riguardano proprio lo studio dei graffiti storici. Graffito è quello delle caverne, senz'altro, è quello a spray, sono le tag, sono i graffiti di Pompei, sono i graffiti medievali, tutti sono ugualmente graffiti. Poi, se tu mi dici il graffito dal punto di vista etimologico, del significato stretto della parola, è solo quello letteralmente graffiato, graffito, tracciato sul muro. Va benissimo, però così tu mi escludi tutti gli altri che sono stati tracciati col pigmento colorato, per esempio, o nelle prigioni di Palazzo Ducale ce ne sono un sacco tracciati col fumo di candela, sono neri, altri tracciati con un misto di ruggine e saliva, altri ancora col sangue, sempre all'interno delle prigioni, altri ancora sono tracciati con la matrice, con lo stencil, diremmo oggi. Quindi la varietà è assolutamente ampia e secondo me vanno inclusi tutti. Una cosa molto curiosa è che se tu parli con chi fa graffiti writing oggi, quelli che lasciano proprio le tag, e usi il termine graffito, loro si arrabbiano perché dicono no, io non faccio i graffiti, io faccio le tag. I graffiti sono quelli che fanno i ragazzini fuori da scuola, che scrivono, non so... Che incidono il muro. Esatto, scrivono Andrea ama Lucia, non lo so, o graffiti per esempio legati all'ultra, dicono no, noi facciamo un'altra cosa, il graffitismo è un'altra cosa, non potete chiamarli graffiti. Quindi non c'è accordo sul termine, proprio per questo io me lo rivendico, proprio preferisco usarlo perché è bello, è inclusivo, accoglie tutti. E poi è una parola italiana che è entrata nei vocabolari di tutto il mondo, perché se tu pensi tutte le lingue di tutto il mondo non lo so, ma sicuramente le lingue europee, quando tu dici graffiti tutti capiscono immediatamente di cosa stiamo parlando. Questo è importante. Alberto Toso, ma voi vi siete soffermati in modo particolare in questo lunghissimo lavoro, perché è un'opera titanica, veramente titanica, perché avete colto che si può vedere una Venezia, cioè cogliere una Venezia diversa, che può rivelare anche degli aneddoti di cui lei si era già occupato peraltro, anzi diamoci del tu perché ci conosciamo da una vita e mezza, di cui tu ti eri già occupato tantissimo tempo fa, e può anche mettere in discussione cose che si ritenevano consacrate, sacrosante, che non sono così di Venezia e della storia soprattutto. Allora sì, sicuramente. A chiosa di quanto avete appena detto, voglio solo aggiungere che il graffito, no, che sembra una attività apparentemente minore e trascurabile, è, proprio perché si trova anche nelle grotte preistoriche, la prima forma di espressione scritta, grafica, che l'essere umano manifesta. Probabilmente subito dopo l'uso della parola o del suono arriva, e prima di ogni scrittura cognitiva, cioè capace di dare un senso, di essere letta da qualcun altro, ecco, c'è questo segno. Quindi il graffito è antichissimo e racconta storie fondamentalmente. Noi nel raccogliere questi segni abbiamo in qualche modo effettuato anche una raccolta di storie. Tu facevi riferimento alla mia prima attività, una delle mie tante pelli, no? Sì, io ho trascorso decenni a raccogliere a Venezia e poi nel Veneto le storie che provenivano dalla tradizione orale, storie antiche, a volte secolari, che non erano mai state trascritte e che nessuno sostanzialmente raccontava più. E quindi io le ho raccolte, codificate, le ho riordinate e le ho riassegnate a dei luoghi, no? Ho fatto questo lavoro, insomma, anche entusiasmante sicuramente, che mi ha preso anche quello diversi anni, e nel raccogliere queste storie ho potuto verificare molto facilmente, perché sono lì, che ad alcune leggende corrispondevano dei graffiti, cioè c'erano delle storie veneziane che rivendicavano dei segni sui muri ad attestazione che quella leggenda, che pur leggenda rimane, lo dobbiamo dire, era stata vera, era avvenuta. E ci sono almeno 3 casi, uno che riguarda il Leone dell'Arsenale, uno una figura umana con una lunga pipa che sta a Calo Redan, che è l'attuale ingresso del comune di Venezia, perché noi siamo abituati a chiamare a Ca' Farsetti, ma Ca' Farsetti è il palazzo che sta di lato. L'ingresso attuale del comune di Venezia è a Calo Redan, dove, fra parentesi, così apriamo un bel inciso,
nacque e si formò Elena Lucrezia Corner Piscopia, che poi è la prima donna laureata nella storia, nata a Venezia, laureata a Padova. C'è questo bellissimo legame, no, tra le due città, questo grande primato nel 1678. Lì c'è questa figura di un vecchio, secondo la leggenda, che ha a che fare con il diavolo. Ultima ma non ultima, prima sono passate alcune immagini in notturna, poi magari ci ritorneremo. Noi abbiamo fatto un giro, il festival ha previsto anche un tour in notturna tra graffiti e leggenda, e segni appunto tra i più vari, e siamo andati a trovare la terza di queste leggende. Ecco, siamo esattamente qui, io sono accovacciato davanti al graffito del Levantino cosiddetto, che è una figura umana che ci racconta una storia bellissima e tragica di questo ragazzo che disperato e nella disperazione uccide la madre addirittura, ma in maniera talmente violenta che ne cava fuori il cuore dal petto, scappa di casa. C'è insomma tutta chiaramente un asset narrativo bellissimo, ma il graffito mostra esattamente questo, quindi una figura umana vestita all'orientale, perché lui era un levantino, che ha un coltello e un cuore umano, ed è un graffito antichissimo, insomma, Ma questo attestabile. Esatto, questo richiama un fatto accaduto o una leggenda, e come mai la Allora, presenza di questo graffito? Sono tutte leggende, noi non possiamo pensare che siano storie realmente accadute nella maniera in cui le si narra. Appunto, in una c'è il diavolo, in una i leoni dell'Arsenale prendono vita, in quest'altra c'è questa vicenda così truce, ma non è solo violenta, perché poi è un miscuglio, insomma, di agrodolce, ecco, è una leggenda bellissima e terribile, che peraltro trova radici e a dimostrazione una volta di più che a Venezia, dove gli uomini e le merci si incontrano le parole, i cibi, i saperi e le storie, perché questa è una storia che è attestata in più tradizioni, compresa quella ebraica, ecco. E quindi da qualche parte arrivano, da qualche parte vanno, le storie sono sempre in transito. A volte trovano casa e trovano addirittura una raffigurazione grafica, appunto, sulle pareti. Venezia, nella sua splendida forma, è in grado però anche di offrirci questo. Assolutamente. Torniamo un po' a questi graffiti, questi disegni, rappresentazioni scritte. Prima abbiamo visto un signore che con qualcosa di plastico, di gomma rosa, no? Ci passava sopra e prendeva il calco, l'impronta. Esatto. Allora qui entriamo nel merito della lavorazione, della scoperta anche di questi graffiti, che non è semplice. Assolutamente. Sono nei posti più strani. Sono nascosti, ma questa è una parte molto interessante dei graffiti, perché noi siamo abituati ad ammirare Venezia proprio per i suoi aspetti così visuali, no? Tu arrivi in piazza San Marco, vedi Palazzo Ducale, vedi la Basilica di San Marco, ti colpisce proprio a colpo di sguardo letteralmente, però molte volte tu vedi tutto e non guardi niente, cioè non ti soffermi sul dettaglio. Questi graffiti... Troppe cose ti fanno perdere i particolari. Troppe cose troppo grandi, troppo maestose. In realtà il graffito ti porta a scrutare proprio il centimetro di pietra invece della Basilica di San Marco. Ecco, qua stiamo rivedendo appunto l'immagine. Esatto, questa è una tecnica, questo che vediamo tra l'altro è Daniele Zoico, che è un nostro collaboratore, che appunto si è offerto di fare dei calchi dei graffiti di Venezia. Qui sta facendo un calco, quindi c'è questa resina che viene stesa sopra il graffito, che chiaramente ha dei solchi, riempie le parti vuote e poi da qui si può fare un calco di gesso e a quel punto il graffito compare di nuovo. Qui compare a rilievo, chiaramente le parti vuote compaiono a rilievo sulla resina. Quando viene steso il gesso sopra, a quel punto riprende la forma originale del graffito. E in questo modo abbiamo due cose che sono fondamentali. La prima è che noi abbiamo salvato i graffiti così, perché abbiamo dei calchi, abbiamo una matrice, possiamo riprodurli tutte le volte che vogliamo, possiamo conservarli. Ora noi diamo per scontato che questi graffiti continueranno a esistere per molti anni ancora, ce l'auguriamo, ma non possiamo esserne sicuri. Le pietre di Venezia sono delle pietre fragili, sono sensibili e soprattutto attualmente non c'è un protocollo che possa proteggere questi graffiti, perché è una fonte ancora un po' discussa in qualche modo. Quindi ad esempio se io trovassi un graffito antico e decidessi di cancellarlo, potrei anche farlo, perché magari l'architetto che mi segue o il sovrintendente o chi di dovere non ha
abbastanza competenze per riconoscere che si tratta di un graffito storico, lo confonde. Questa cosa è già successa in passato e alcuni dei graffiti che abbiamo catalogato nel nostro libro o che sono anche sui nostri social attualmente non esistono più, sono spariti. Addirittura? Sì, o cancellati dal bonus facciate. Quindi magari il muratore ha rifatto la facciata, ha pitturato, non ha visto che c'era un graffito storico, non l'ha riconosciuto, quindi ha pulito, sistemato il muro. Altre volte addirittura abbiamo casi di restauratori, restauratrici che non hanno riconosciuto il graffito come fonte storica, pensavano fosse un disegno di un bambino, uno scarabocchio, no? Un danno antropico, come si chiama in gergo tecnico, quindi causato proprio dall'uomo. In realtà no. E quindi la cosa interessante è che noi con questi gesti possiamo salvare, non dico tutti, ma almeno una parte di questi graffiti. Sì. Ecco, no, volevo interrompere per questo, perché stiamo parlando di questi segni, di questi graffiti, di queste storie, poi entreremo ancora nel merito con Alberto, che hanno una storia ma sono antichi anche, molto antichi. Allora, come fate a capire l'autenticità effettivamente? Questo penso che sia un compagno di vita di Alberto, che è molto simpatico, che si lamenta. L'autenticità di questi scritti, ma non solo, e anche la datazione storica. Che prove vengono fatte scientifiche? Perché noi siamo abituati a certi tipi di prove per capire che è qualcosa di vero, no? Autentico. Che non è appunto il ragazzino che ieri ha fatto qualcosa. Assolutamente. Allora, ci sono vari tipi di graffiti. Prendiamo quelli più facili da datare. E sono quelli scritti che hanno parole al loro interno. Ora, se tu pensi a come scriveva tuo nonno, tu non scrivi come lui aveva un'altra manualità, aveva delle altre competenze calligrafiche che noi oggi abbiamo perso. E vale la stessa cosa per i graffiti. Noi vedendo la forma delle lettere possiamo avere un'idea della datazione, per esempio se una scrittura novecentesca, primo novecentesca, quattrocentesca, se troviamo delle letterine gotiche o in altri alfabeti delle volte, in greco, in armeno, in ebraico, scritte in tedesco, anche lì possiamo datarle in base proprio alla forma delle lettere e agli alfabeti. E poi naturalmente c'è la parte linguistica, perché i veneziani del Settecento, del Quattrocento, certo usavano il veneziano, ma non era esattamente il veneziano che possiamo usare noi. Quindi una ricerca approfondita sulla linguistica, sugli aspetti linguistici, ci dà delle indicazioni sul periodo. Magari quella parola in uso nel Settecento io non la conosco più, non so che cosa sia, non riesco a riconoscerla, però mi rendo conto che è antica. E poi c'è tutta la parte sui graffiti più figurativi che raffigurano letteralmente ciò che i veneziani avevano intorno secoli passati. E anche in quel caso è tutta la loro cultura visuale, perché tu tracci sul muro quello che sei abituata a vedere intorno a te. E quindi ad esempio c'è un oggetto che per me oggi può essere assolutamente misterioso, io non lo uso più, non lo vedo più, non so che cos'è e magari per loro era normalissimo. Un esempio banale, la gondola. Le gondole che tu vedi oggi non hanno il felze, non hanno la copertura, che invece quelle fino al Novecento ce l'avevano e quindi noi sappiamo che quel graffito deve essere per forza almeno primo novecentesco, se no sarebbe una gondola liscia, no? Senza felze, giusto per fare un esempio pratico. Certo. Noi sappiamo, Alberto, che avete trovato, adesso dopo entreremo sempre anche nel merito specifico di come avete fatto a scovarli, perché è una cosa incredibile, graffiti scritte antichissime, in lingua arcaica proprio, inimmaginabile, vero? Allora, sì, a Venezia, anche in funzione di ciò che dicevamo prima, ci sono graffiti in lingue straniere, in armeno antico, in ebraico, ne abbiamo in turco ottomano e la più particolare, o una delle più particolari certamente, è in glagolitico, nel senso che questo è Brick che sta cercando di comunicare con qualcuno sul pianerottolo. Il glagolitico è, noi abbiamo trovato una scrittura, scusate, no, ma tranquillo, non ci sono problemi, non lo si sente, è un cagnolino simpaticissimo ma non lo si sente. No, ma c'è qualcuno alla porta, devo interrompere. E allora, noi ci ricordiamo, allora, il glagolitico sulla colonna di Palazzo Ducale, se non erro. Sì. Ma che cos'è questo glagolitico? Glagolitico no, francamente non l'avevo mai sentito neanch'io. È un sistema di scrittura che diciamo è l'antenato del cirillico. Il cirillico è quell'alfabeto in uso in alcuni paesi balcanici, in Russia soprattutto, e il glagolitico è quello che viene prima, è il suo antenato sostanzialmente. Mamma mia. A quando risale quindi? All'inizio addirittura all'VIII secolo risale il glagolitico, nasce appunto a Salonicco, che a quel tempo era una
una città che era proprio a metà fra la Grecia e i Balcani stessi, quindi nasce da Cirillo e Metodio, il glagolitico, e poi piano piano si evolve e diventa cirillico. Ma la cosa interessante di questo grafito, a parte non ce ne sono molti grafiti in glagolitico in giro per l'Europa, ma soprattutto a Venezia è l'unico che abbiamo trovato in glagolitico. Quindi ha un'importanza anche di testimonianza di qualche cosa che è successo, ma si può tradurre, codificare? È stato tradotto, sono state proposte delle letture e quindi sembrerebbe che si potesse leggere il nome di Baromic e quindi sarebbe un antico stampatore che è appunto croato passato per Venezia e quindi anche lì avrebbe lasciato un segno di sé letteralmente sui muri della città. Aspetta, quindi è stata una cosa che ha anche destato l'attenzione internazionale, questa scoperta, no? Assolutamente, tra l'altro il glagolitico è ancora in uso in alcune comunità religiose della Croazia stessa, quindi è interessante come i graffiti di Venezia sono importanti non solo per la nostra storia locale, anche nazionale, ma internazionale. Se tu ad esempio pensi alle coste adriatiche, alla Croazia e non solo, e trovi dei graffiti veneziani lì, tu non li puoi interpretare se tu non conosci perfettamente quella che è la cultura grafica veneziana, perché è qualcosa che abbiamo portato noi lì, però vale anche il contrario, quando loro portano qualcosa di nuovo da noi dobbiamo interpellarli per conoscere quella scrittura, per decriptarla letteralmente. Benissimo, allora adesso abbiamo un piccolo intervallo pubblicitario, poi ritorniamo appunto insieme, vediamo dove si sono trovati questi graffiti, questi segni, disegni, scritte, testimonianze di vario genere, che sono anche molto toccanti, perché poi sono momenti di vita vissuta e anche a volte con degli epiloghi non certo piacevoli. Tra poco torniamo con voi.